Siamo giunti alla fine di questi 3 giorni di promozione vitivinicola della Venezia orientale, in particolare con i vini biologici di Maggiore, qui alla festa delle produzioni tipiche agroalimentari organizzata dall'Atrio, un centro commerciale molto grande, il più grande che c'è in Carinzia, nel corso della festa senza confini. Una festa che è durata 3 giorni, che ha visto qui riunite le produzioni tipiche non solo della Carinzia, del Veneto orientale, della provincia di Venezia, ma dell'Austria in genere, della Slovenia, della Croazia, dell'Ungheria. È stata una sfilata di prodotti, noi siamo qui presenti con la produzione di vini biologici della nostra area veneto-orientale. L'Austria rappresenta per noi anche un osservatorio turistico, oltre che di commercio agroalimentare. Molti sono gli austriaci che frequentano le nostre spiagge da Jesolo, Cagliari e Bibione, e tutti sanno che alle spalle di queste grandi spiagge c'è un territorio vitivinicolo che produce vini di alta qualità, quali i vini DOC dell'Isola Maggiore, e in particolare da qualche anno il vino biologico l'Isola Maggiore, che qui stiamo promuovendo anche in questa occasione. Grazie dell'occasione offertaci, dello spazio riservatoci, e speriamo di vederci ancora più. Benvenuti alla nostra quinta festa senza confini. È la seconda volta che anche i vini biologici fanno parte di una festa nell'Atrio. Benvenuti, siamo molto contenti e sono convinto che i vini biologici sono un prodotto che al nostro pubblico, al nostro cliente piace molto. Grazie per venire e spero che anche l'anno prossimo, quando facciamo la nostra sesta festa senza confini, fate parte anche l'anno prossimo. Grazie.